L'incontro sarà a Eracle 22 maggio con il presidente del Veneto Luca Zaia per sostenere Portoviro sicura con Stefano Permunian sindaco. Ascoltiamo gli interventi degli assessori regionali Valeria Mantovan e Cristiano Corazzari, del candidato sindaco Stefano Permunian, ma soprattutto del presidente del Veneto Luca Zaia. Basta passerelle dei politici, basta i ministri non li vogliamo, la regione chi se ne frega. Ma ragazzi, ma sapete che tante cose, compresa l'asfalto che abbiamo appena fatto in via Rusconi, l'abbiamo fatto grazie alla regione del Veneto? Lo sapete che la regione del Veneto ci ha dato quasi 1 milione di euro per iniziare i lavori della piscina, che oggi sono stati sospesi, ma che da lunedì riprenderanno quando saremo di nuovo alla guida di questa città? E soprattutto, vedete, noi credo che abbiamo il dovere di dare risposte a questa città. Io ho avuto l'onore di essere stata scelta da voi cittadini 3 anni fa per guidare Portoviro, poi è arrivata la chiamata del Presidente insieme a quella di Giorgia Meloni, perché hanno visto il potenziale che ha la nostra città. E nonostante siamo una delle province che demograficamente magari è più piccola rispetto alle altre, oggi torna ad esprimere un assessore regionale in giunta con deleghe mai viste. E siamo qua per sostenere con forza, con determinazione, tutti insieme, facendo squadra, un grande candidato, Stefano Permunian. Questa è la lista del centrodestra unito. Ricordiamoci le parole unito, perché abbiamo una comunanza di valori, di identità e di obiettivi e di programmi. Siamo tutti convinti dell'importanza di fare ripartire il nostro territorio. La città di Portoviro è sempre stato un punto di riferimento, un esempio. Sono anni che Portoviro traina questa terra del Delta e lo farà anche nel futuro, perché avrà una grande connessione con tutti i livelli istituzionali e sempre con una grande attenzione alla regione. Vogliamo essere protagonisti in Veneto e questo è importante. Ho dato allo Stato tutto, sono stato un servitore e nel volontariato sto dando lo stesso amore per i miei concittadini. Io non sto qua a farvi promesse adesso, perché come ho detto prima voglio ascoltare il nostro governatore, però sono stato deluso che mi hanno dato del disonesto, dico la verità, e devo dire che quelle persone che mi hanno dato disonesto si devono vergognare. Siamo alle ultime battute, no, di questa campagna elettorale, che noi cittadini, mi metto giù dal palco, vorremmo sempre vedere come campagna informata, dove si riesce a capire come sono i diversi candidati sindaci, che progetti hanno, e poi sapete, quando invece si trasformano in polemica non sono costruttive. C'è una parte dei cittadini che ha il diritto di essere informato senza la polemica. C'è almeno un 30% dei cittadini che si farà un'idea nelle ultime ore e avrebbe avuto, diciamo, il diritto di incontrare diversi candidati, vedere i programmi e capire e non trovarsi in mezzo a a polemiche senza nessun senso. Però intanto io vi voglio dire con merito, sono l'unico presidente di regione che ha dato a questa provincia, le dimensioni contano, al contrario qui, perché io a questa provincia ho dato 2 assessori e 2 consiglieri, mai stato una storia. Dopo è anche vero che mi avete premiato, ho fatto quasi l'80%, per cui... Però, come farà Stefano da sindaco, il mio pensiero tutti i giorni è quello di rappresentare anche chi non mi ha votato, perché un vero amministratore depone, brutta frase, ma rende l'idea, lascia di guerra nel momento in cui viene eletto. I cittadini nel momento in cui vengono eletti, il sindaco viene eletto, sono tutti uguali davanti al sindaco. Questo vuol dire essere cittadini.